Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Alba chiara. Da ferite a morte di Serena Dandini, legge Maddalena Galvan, compagnia teatrale La Trappola di Vicenza. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli con il sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Non sono d'accordo. Ci sono milioni di uomini che amano veramente le donne. Sono tanti e sono meravigliosi, sono gentili e... No, non sto parlando dei gay. Sto parlando dei ragazzi che ti fanno sentire regina e principessa, che gli piaci proprio come sei e non cercano un'altra dentro di te. Sono compagni di viaggio, amici, teneri amanti, come Luigi di Varese. Amore mio bellissimo, che papà non ha voluto. Mio padre a modo suo mi voleva bene e anche mio fratello, ma mi hanno dovuto sgozzare perché non sentivo ragioni. Io sono Amina, la sposa cadavere. Con Luigi ci stavamo per sposare di nascosto, ma qualcuno ha fatto la spiata e all'alba mi hanno giustiziata. Poi mi hanno seppellito in giardino sotto il melograno. Mamma non ha voluto guardare. Non mi spettava Luigi di Varese, giovane meccanico italiano con officina in proprio, che mi aveva insegnato tutte le canzoni di Vasco e le urlavamo al vento sulla sua moto marca Ducati mentre andavamo a ballare. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. E proprio in un'alba chiara hanno deciso che dovevano domare. Ma io sono sempre stata una cavalla pazza e ho resistito fino alla fine. Non mi spettava Luigi di Varese. Ero già stata promessa a qualcun altro. Per me era prevista un'altra storia scritta da quando ero piccola che non si poteva cancellare. Una storia che veniva da tanto lontano, dalla valle di Bamiyan, dove vivono ancora i miei nonni, ma i Buddha giganti di pietra non ci sono più. Facevano paura ai talebani e li hanno abbattuti per sempre. Anch'io facevo paura e non ero neanche un gigante. Gliel'ho chiesto quella mattina: mamma, posso scrivermi un'altra storia? La invento da me, come i vestiti che so farmi da sola, quelli sbracciati, colorati che metto di nascosto. Vorrei una storia così, con un finale diverso, dove ci sia pure il viaggio in motocicletta che voleva Luigi, su, fino a Capo Nord, per scoprire le notti bianche, che sono bianche, proprio come l'alba chiara di Vasco. E invece mi è rimasto solo l'arancione del melograno che fiorisce ad ogni primavera e fa frutti succosi, ricchi di semi rossi come il mio sangue.